proprio tu mi dici Nel salone di Palazzo Martinengo oggi si è tenuto uno spettacolo di un gruppo di ragazze dell'attività teatrale guidata dal maestro Ulderico Manali, regista appunto dello spettacolo stesso. Va bene, maestro, cosa ci dice di bello sullo Grazie spettacolo? per il maestro. No, è uno spettacolo che ha una caratteristica centrale, importantissima, che non è di intrattenimento, non è tanto per impiegare il tempo a divertirsi e sollazzarsi, quanto piuttosto un tempo dedicato alla riflessione e soprattutto su una riflessione su parole e temi e concetti elaborati dagli studenti stessi, quindi non ho portato dei materiali scritti che nascono da altre culture, ma parte dalla sensibilità proprio dei singoli, e con loro ho fatto un lavoro di gruppo proprio, in cui non emerge nessuno come divo, ma sono tutti legati in una sorta di lavoro di gruppo in cui l'apporto del singolo è sostenuto dalla presenza creativa di tutti gli altri, e quindi si tratta proprio di una autoriflessione su argomenti come per esempio il problema delle diversità, dell'altro, della figura del diverso, a cominciare dalla donna e da tutte le altre forme di diversità che in una società avanzata devono essere accettate, anzi viste come un punto di arricchimento. È un'attività che è durata tutto il corso dell'anno? Sì, è durata esattamente 46 ore, perché io ho fatto un contratto con la scuola di 36, ma ne ho fatte molte in più, che a me interessava il lavoro concreto, insomma, quindi non mi sono dedicato a guardare la precisione delle ore, ne facciamo di più per riuscire ad avere qualcosa che abbia una sua dignità, insomma, ecco, perché il lavoro è complesso, perché si trattava di scrivere, poi elaborare tutto il materiale, poi provarlo con persone che avevano già difficoltà a parlare e a dirlo poi soprattutto in maniera piana, con la pronuncia piano delle parole, in modo che tutto quanto il concetto emerga con chiarezza, e soprattutto in pubblico con problemi di comunicazione, perché il teatro è innanzitutto lavoro di comunicazione. I risultati positivi avuti da queste ragazze? Secondo me sono positivi, non guarderei tanto da un punto di vista così, secondo schemi esterni, quanto piuttosto per la partecipazione sentita, di gruppo, di attenzione, e si sono anche date molto, insomma, che il fatto di dare in un'epoca così avara di dare mi pare che sia una cosa molto buona e soprattutto una speranza per l'Italia futura, tutte donne devo dire, e quindi è un augurio perché sia la Chiesa che il governo italiano siano in mano a donne nel futuro, quando saranno diventate loro dirigenti. Spero che siano loro Presidente della Repubblica. Pensate di ripetere l'esperienza o di fare altre prove di spettacolo? Adesso facciamo un'altra prova con i genitori, un'altra recita, poi basta. Se nasce l'opportunità la si può riprendere, questo sì. Però è come per esempio è interessante vedere la differenza, parlo del lavoro tra questi, che la ritengo molto più interessante di quella invece che ha fatto al Benedetti, con una scena fatta da Romeo e Giulietta. Ah, quindi partendo da testo... Sì. Anche là è stata una difficoltà però, perché i ragazzi per esempio avevano delle difficoltà addirittura a comprendere il significato esatto delle battute di Giulietta e di Romeo, cioè di non percepire il valore profondo, per esempio, di Giulietta, che è una ragazza che dice che si deve prima sposarsi, deve arrivare a una conclusione, perché lei era una storia profonda e si doveva incernierare con un matrimonio, e si sposano con frate Lorenzo. Allora già questa cosa la capivano fino a un certo punto, quindi dicevano, che serve? Tutto lì.